Proroga di un mese prima del definitivo congedo della gloriosa brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli a Gorizia. Dal quartier generale del Ministero della Difesa, il 5 novembre, giorno seguente alla festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate, era previsto l'ammaina bandiera. Il saluto doveva essere doppio, alla città e ai militari di rientro dal Libano, dopo 6 mesi di missione. Invece, notizia di oggi, la data è stata posticipata al 5 dicembre. Un clamoroso colpo di scena, degno dei thriller più famosi che potrebbero riaprire scenari impensabili. Si sa che a Roma ultimamente scherzano un po' troppo con il fuoco. Tira e molla con smentite dalle smentite nel giro di una lancetta d'orologio. Una farsa dietro l'altra, tipica da avanspettacolo, tutto politico. Il governo Monti ha cancellato de facto la brigata, trasferendola a Bologna, ma il suo successore non ha messo ancora de iure in pratica. I militari e famiglie stanno vivendo da mesi e mesi situazioni allucinanti. A pochi giorni dall'anniversario della disfatta di Caporetto e a 70 anni dall'8 settembre, il nostro Stato continua a raccontarci la solita favola. Popolo italiano, armiamoci e partite. La farsa continua.